1, 2, 3, 4. Posso ogni cosa, se Dio è con me. Niente è impossibile con te, gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te. Niente è impossibile. Voglio vivere per te, con quello che mi insegnerà. Per fede so che sei qui con me. Per fede niente è impossibile. Con te posso ogni cosa, posso ogni cosa, se Dio è con me. Niente è impossibile con te, gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te. Niente è impossibile. Voglio vivere per te, con quello che mi insegnerai. Per fede so che sei qui con me. Per fede niente è impossibile. Con te posso ogni cosa, posso ogni cosa, se Dio è con me. Niente è impossibile con te, gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te. Niente è impossibile. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Con te posso ogni cosa, posso ogni cosa, se Dio è con me. Niente è impossibile con te, gli occhi miei si aprono, le fortezze cadono, io vivo per te. Niente è impossibile. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù. Credo in te, credo in te, credo in te, credo in te, Gesù.
sono felice di essere qui questa mattina. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a Gesù. Dio è buono, amen. Gloria al Signore. Son soddisfatto Alleluia. della semplice vita, mentre qui in terra io servo il Signore, ma su nel cielo, nella gloria beata, Alleluia. mi aspetta un Luogo luogo di grande splendore, qual gran tesoro, al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, di mille ricchezze godremo lassù. Qui son tentato, tormentato e provato, non v'è riposo nel mondo qua giù. Non troverò mai una casa sicura, finché in gloria sarò con Gesù. Qual gran tesoro, al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, di mille ricchezze godremo lassù. Ne abbandonato e nel povero sono, ne scoraggiato in questo cammino, son pellegrino, la città sto cercando, che ognor dimora infino alla fine. Qual gran tesoro, al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, di mille ricchezze godremo lassù. Qual gran tesoro, al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia, canteremo la vittoria, di mille ricchezze godremo lassù. Questa è la nostra speranza, la speranza di ognuno di noi. Che gran gioia sarà quel giorno. Vedremo Gesù a faccia. Gloria a Dio. Vedremo coloro che ci hanno preceduti in gloria. Amen. Io non so voi vicino a chi volete sedervi. Io mi voglio sedere subito vicino a Paolo. Ho tante di quelle domande da fare a Paolo. Non so voi, ma io ne ho tante da fare a Paolo. Poi vado a parlare con Giobbe e gli dico: quante cose hai passato, vero Giobbe? E alla fine diciamo: però siamo qui per la grazia di Dio. Amen. Gloria a Dio. Io questa mattina pensavo di non neanche essere qui, perché sono stato operato venerdì. E pensavo che il problema che mi hanno operato sulla lingua, di non parlare. Invece sono qui che parlo. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia.
Gloria a Dio, ho detto Signore, se tu vuoi, tutto è nelle tue mani, tu sai ogni cosa, conosci ogni cosa, e invece sono qui che parlo. E quindi per noi è un privilegio essere qui, fratelli. Ogni volta che noi veniamo alla presenza del Signore dobbiamo riconoscere che è un dono di Dio che siamo qui questa mattina. È per la sua grazia che siamo qui, che possiamo parlare con Lui, che possiamo lodarlo, che abbiamo la piena libertà di lodarlo con tutto il nostro cuore. Alleluia, la parola di Dio dice accostiamoci. Che bello, dopo quella cosa meravigliosa che Gesù ha fatto su quella croce, accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Io non so tu che cosa hai bisogno questa mattina, quale sia il tuo bisogno, ma questa mattina il trono della grazia è aperto per te e per me, e possiamo andare a Lui, inginocchiarci e dire Signore, vengo a te nel nome di Gesù. Tu conosci il peso che sto portando, conosci la situazione che stiamo attraversando, la situazione in famiglia. Signore, solo tu puoi rispondere, e il trono della grazia è aperto questa mattina per la mia vita. Le tue compassioni si rinnovano ogni giorno per la mia vita, non per i miei meriti, Signore, perché non merito nulla, ma per i meriti di Gesù Cristo, il mio Signore, il mio Salvatore. E allora questa mattina io desidero offrire a te un culto che sia accettevole a te, che esce dal mio cuore, un profumo d'odor soave. Inizio a ringraziarti per tutti i benefici che tu compi nella mia vita, Signore. Per tutto quello che tu fai, Signore, per le cose che vedo e per le cose che non vedo, perché so che tu hai messo gli angeli intorno a me, intorno alla mia casa, intorno alla mia famiglia, intorno ai miei figli, Signore. Tu hai messo gli angeli. E sono certo, Signore, che un giorno posso dire io e la mia casa serviremo l'Eterno. Grazie, Signore, questa mattina per questo culto. Grazie per quello che tu hai preparato per ognuno di noi. Grazie per colui che ci porta la tua parola. Signore, usalo per la tua gloria. Fa che possiamo sentire la tua presenza in mezzo a noi. Vogliamo avere le orecchie attente, il cuore aperto e una mente libera, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Ti amo, Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nelle notti buie, sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me,
tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso arrendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così buono. Nel respiro più profondo io canterò nella tua bontà. Io canterò. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così buono. Nel respiro più profondo io canterò nella tua bontà. Io canterò nella tua bontà. Io canterò nella tua bontà. Alleluia. Pace a voi. Cioè, bello pieno proprio. Quando che ci chiamano a questo tipo di compito, ci sono sempre le ginocchia che cadono, alziamo il nostro cuore al Signore e chiediamo cosa c'è bisogno nella Chiesa. E mi è venuto in modo molto forte il tema della collaborazione reciproca. È un tema importante perché ci fa essere collaboratori innanzitutto del nostro Dio, Re, Signore della nostra vita. Collaborando con Lui collaboriamo tra di noi. Ed è una cosa veramente molto molto importante che è buono che la Chiesa ne prenda atto e la faccia propria con forza e decisione. Non in modo superficiale, sapendo che c'è, ma non coinvolgendosi, ma bensì proprio facendo corpo unico. Il popolo di Israele, se guardiamo nella Bibbia, i migliori risultati che loro avevano era quando si trovavano per combattere, per andare incontro a una situazione difficile e avevano un cuore unico, un cuore solo. Erano veramente uniti. E li faceva essere veramente come un sol pensiero, un sol cuore. E là si vedeva proprio Dio come operava tra di loro, in mezzo a loro, e come il Signore li benediceva. Quindi è qualcosa di veramente importante. Andrò a prendere, questo argomento su un testo del libro dell'Ecclesiaste, versi che sono piuttosto conosciuti, che vengono trattati normalmente quando c'è un matrimonio, ma vorrei, con l'aiuto del Signore, mettere davanti a voi anche qualcosa d'altro. Penso che tutti quanti avremo bene o male letto, sul libro dell'Ecclesiaste, magari qualcuno tra di noi avrà fatto magari anche degli studi. È un libro che esprime veramente la condizione dell'uomo che cerca in qualche maniera di andare incontro al Signore, ma è preso da quella che è la vita quotidiana
e quello che sono tutti i vari legami che troviamo in questa vita quotidiana. C'è una cosa che mi è sempre parso bene chiara davanti ai miei occhi, è il fatto che nella Bibbia si racconta, in particolare in Esodo, che la schiavitù, dalla schiavitù, e se ne è parlato proprio anche oggi alla scuola domenicale, dalla schiavitù il Signore ci tira fuori. La sofferenza è un'altra cosa, perché se noi guardiamo in tutta la Bibbia, la sofferenza corre sul popolo di Dio, corre in mezzo a tutta la storia umana. La sofferenza fa parte, diciamo, della nostra quotidianità, purtroppo. Quella sarà tolta in modo definitivo quando saremo alla gloria celeste, benedetto quel canto che abbiamo cantato prima, ma la schiavitù, se ti trovi in una condizione di oppressione e che ti senti schiavo di una determinata condizione, sappi questo, che il Signore vuole liberarti da quella condizione, qualsiasi sia. Ecco, quindi l'Ecclesiaste chi è? L'Ecclesiaste è un saggio, è un re, è qualcuno che cerca veramente di trovare un senso alla vita. Quindi, magari nel tempo vedremo magari di fare degli studi, magari un giovedì sera, eccetera, per approfondire di più anche proprio chi è questo Ecclesiaste, perché lui alla fine non è che si presenta. Noi abbiamo nel nostro, diciamo, nel nostro pensiero chi sia, ma magari nello studio si approfondirà meglio questo tema su chi effettivamente è. Ecco, l'Ecclesiaste, c'è proprio il suo modo così di portare avanti lo studio che lui fa, diciamo, di questa vita, porta molti esempi. E insieme con voi vorrei prendere proprio dall'Ecclesiaste capitolo 4, versetto dal 9 al 13. Prendete pure anche voi, anche se è comparso lì, bene. E andiamo a leggere questi 5 versi, vediamo con l'aiuto del Signore poi di commentarli, di trovare quello che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa questa mattina. 2 valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Poiché se uno cade, l'altro lo rialza. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se 2 dormono insieme, si riscaldano, ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? E se uno tenta di sopraffare chi è solo, 2 gli terranno testa. Una corda a 3 capi non si rompe così facilmente. Meglio un ragazzo povero e saggio di un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. Ecco, vorrei cominciare proprio dal versetto 9, proprio in questo che dice 2 valgono più di uno solo. Quindi qui abbiamo proprio l'Ecclesiaste che mette davanti una cosa molto importante, il fatto dell'essere insieme a qualcuno, il fatto di collaborare con qualcuno. Non è che voglia sminuire l'importanza dell'individuo di per sé. L'individuo è importante, ciascuno di noi è importante, infatti quando noi ci avviciniamo al Signore sei tra tu e Dio. Quindi è importante quella relazione che tu hai, una relazione singola, importante, ma qui in questi 5 versi vorrei proprio scoprire con voi quanto è importante qualcos'altro, cioè la dimensione comunitaria, cioè 2 valgono più di uno solo. Quindi questa dimensione comunitaria, possono essere 3, 30, 300, 3000, ma c'è questo insieme che è importante. Quindi abbiamo mai pensato tra di noi qual è il nostro tipo di pensiero, come noi ci rivolgiamo tra di noi, qual è il modo che abbiamo impostato la nostra vita? È un modo molto veneto, no? Fa su tutto mi. Ma c'è proprio che esprime il concetto di chi fa da sé fa per 3. Ma questo è un'esaltazione dell'individualismo.
Quindi l'individuo è importante, singolo, ma è ancora molto importante, e qui proprio nella Chiesa è molto importante il fatto proprio della condivisione, dell'essere insieme, di condividere le cose. Al lavoro, perché questo aspetto lo possiamo vedere veramente nella società, nel lavoro, nella Chiesa. Al lavoro io avevo anche un collega, anche amico, che lui preferiva lavoro sempre da solo. Lui è molto bravo nel suo lavoro, sta ancora lavorando, io sono andato in pensione e l'ho lasciato là. Ma nella sua così tenacia a portare avanti, diciamo, sempre in modo da solo quello che lui andava a fare, si trovava spesso e volentieri sovraccaricato di tanto lavoro, di tanti lavori. Il titolare gli aveva posto insieme con lui, gli aveva affiancato un giovane col suo titolo di studio, con tutto quello che serviva per quel tipo, per quella mansione, ma lui, piuttosto che star lì, tra virgolette, perdere tempo o anche la fatica di insegnare a qualcuno qualcosa, preferiva, sì, magari diceva qualcosa, ma non, cioè, si fermava e andava avanti lui. Quindi erano sempre quelle poche cose che venivano passate da uno che sapeva di più a quello che sapeva meno, e quelle poche cose non bastavano, doveva aprirsi di più per poter avere una giusta collaborazione. Diversi sono passati e tutti hanno gettato la spugna, sono andati via. Nel tempo ha considerato e ha capito anche lui che c'era questo tipo di bisogno, e quindi adesso finalmente c'è qualcuno che insieme con lui lo aiuta. È importante trovare veramente questo tipo di colloquio con chi vuole magari darti una mano. A volte ci sono anche io le chiamerei false gelosie, no? Io ho tribolato così tanti anni per arrivare a questo punto e adesso devo passare, no, il mio sapere a qualcun altro, eccetera, senza considerare che c'è una fine per tutto. E l'Ecclesiaste, come che lo va a sottolineare tutto il libro dell'Ecclesiaste, no? Quindi c'è bisogno veramente di questa collaborazione per il lavoro, nella società. Quanto è bello quando tutti collaborano per un fine migliore, no? Che bello. Ci troviamo che tutti andiamo meglio. Così è anche nella Chiesa. Ecco. Ci troviamo poi al verso 10 che dice: poiché se l'uno cade, l'altro lo rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere nessuno che lo rialzi. Quest'anno, sia benedetto il nome del Signore, siamo riusciti a far partire un programma di formazione. È una cosa che ci si pensava da un po' di tempo, no? Ma come si fa, ma chi scegliamo, ma chi mettiamo, eccetera. Noi abbiamo pensato una cosa. Non è tanto il fatto dell'insegnante che dall'alto verso il basso insegna, ma piuttosto la formazione viene in orizzontale. Cioè quello che magari è l'insegnante preposto come monitore, come insegnante, spiega la lezione, quindi c'ha, diciamo, la responsabilità di formarsi bene, perché stiamo parlando di cose del Signore, come lo sto facendo qua io questa mattina, e quando parliamo delle cose del Signore noi dobbiamo sempre fare i conti che stiamo parlando di un Dio 3 volte santo, quindi c'è una tripla responsabilità. Quindi non è un parlare così so qualcosa, mi sembra che è così, no, o tu dici le cose come stanno, altrimenti andiamo fuori direzione. Quindi l'importanza, l'impegno, la responsabilità che grava su chi è preposto a fare questo tipo di servizio. Ma non finisce lì la cosa, perché c'è anche da parte di chi ascolta la responsabilità di intervenire, perché nessuno è nato che sa e nessuno può dire io conosco
perfettamente tutto quello che c'è scritto nella parola di Dio e so perfettamente come interpretarla dalla A alla Z. Non può esserci nessuno, perché solo Dio può fare questo. Chi si arroga questo tipo di pensiero è arroganza spirituale, scusate se ve lo dico in modo franco. Quindi tutti abbiamo bisogno di imparare. Lo Spirito Santo innanzitutto è lì proprio per insegnarci questo. Quindi nel portare l'uno con l'altro si collabora e si impara a dialogare tra di noi. Quante cose che si impara a fare. Semplicemente stando là, magari ci sono tanti concetti che noi tutti già sappiamo e qualcuno potrebbe dire ma che ci sto a fare qua? Sono cose... Ma ecco che allora tu puoi andare a dire, magari intervenire, per poter ampliare quello che viene detto. Per carità, ci sono solo 45 minuti, non è che possiamo fare chissà quali pensieri e quant'altro, però è un tempo sufficiente per poter avere questa condivisione su cose che sono veramente importanti, perché si parla di quello che il Signore ha lasciato scritto e che vuole che noi arriviamo a capire e a conoscere. Quindi sono cose importanti. C'è Efesini 4, capitolo 4 di Efesini, dal 13 al 14, piccola pausa così mettono lì e io bevo un goccio, acqua naturale. Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini compiuti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Quindi questo corso è stato pensato per fratelli che formano altri e che si formano tra di loro. È una sorta di 2 per 1, no? Un mutuo scambio. Quindi, in primo luogo, richiama appunto questo impegno da parte dell'insegnante verso gli alunni, verso altri fratelli. E in secondo luogo, questi fratelli che sono lì che ascoltano, che portano anche loro la condivisione e il loro contributo a quello che viene detto. E questo scambio fa crescere la Chiesa. E noi abbiamo bisogno di conoscerci, abbiamo bisogno di condividere le cose insieme, ragion per cui è una cosa molto importante. Io ringrazio veramente il Signore per quelli che hanno aderito, perché voi magari avete pensato, vado semplicemente ad ascoltare e imparare qualcosa in più, ma invece siete anche voi che collaborate alla crescita della Chiesa con la vostra presenza. Quindi è importante quello che state facendo con la vostra presenza. Ecco, quindi ci troviamo a crescere insieme. Al versetto 11 viene detto: così pure, se 2 dormono insieme, si riscaldano, ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Qua abbiamo un verso dove che ci sono veramente tante cose importanti. Dormire insieme. Io non so di voi, ma io sinceramente non riesco a dormire con uno sconosciuto. Qui si parla di intimità, si parla di fiducia, si parla di... è un concetto molto forte. Noi nel momento che dormiamo siamo del tutto indifesi. Quindi la persona che ci sta accanto deve essere una persona degna di fiducia per entrambi. Non lo puoi certo fare con uno sconosciuto, quindi. Mi richiama alla mente Genesi 2, versetto 25, dove dice: l'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Genesi 2, 25. Erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Qui c'è fiducia, c'è rispetto. Tra sposi deve essere, penso, un tipo di relazione del tutto normale, ma in particolare se sei cristiano. Però possiamo trovarci nella condizione
che è venuta dopo nel famoso giardino dell'Eden, cioè in Genesi 3, dal versetto 7 al 10, dove c'è scritto: allora si aprirono gli occhi a entrambi e si accorsero che erano nudi. E cucirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture, e udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio, e si nascosero fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Per me questo è uno dei passi veramente più significativi, più belli, che troviamo veramente nella Bibbia. Cioè Dio che va alla ricerca dell'uomo. Dio che è lì presente e che lo cerca. Cosa è capitato qua? È entrato dentro un peccato. È entrato dentro un peccato tra loro e Dio. E questo peccato non è stato solamente quindi tra loro e Dio, ha portato una conseguenza, come ogni peccato. Ogni peccato che noi facciamo porta una conseguenza. E questa conseguenza si tocca in modo reale, innanzitutto proprio sulla propria famiglia. Quando è che si sono incominciati a vergognare il marito e la moglie? Nel momento in cui è entrato il peccato tra di loro, li ha divisi, li ha messo come una barriera tra loro. E c'è questa barriera che si mette di fronte, ma ringraziato sia il Signore, perché nonostante questa barriera, Dio ancora cerca. Dio è lì sempre pronto a venirci incontro, l'ha dimostrato su quella croce. Lo ha dimostrato in 1.000.000 di modi, in tutto quello che è il suo racconto biblico, di come il Signore viene incontro. Perché ci viene incontro il Signore? Ma perché ci ami così tanto, io mi chiedo, no? Eppure lo ha dimostrato in modo forte, no? Ecco, quindi il Signore arriva e vuole dirci ancora questa mattina che il sacrificio di Cristo fa sì che quella divisione che è venuta in essere, che può essere tra te e Dio e che si è poi portata nella tua famiglia, con Cristo e tutto è possibile per rimettere le cose a posto. E questo è un motivo veramente di gioia, che mi riempie di gioia sapere che c'è un Dio che ha il pensiero delle mie situazioni. La mia situazione è davanti al Signore. Si parlava prima di una pietra che è stata rotolata. Io credo che ci sono veramente delle pietre che nessuno può rotolare dalla propria vita, se non è Dio a farle. E qui c'è veramente ancora una volta Dio che interviene, no? Ma attenzione, perché in questo verso l'Ecclesiaste ci fa capire anche un'altra cosa. L'intimità acquisita è un dono l'uno per l'altro, perché dice: così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Quindi c'è un dono che viene da parte del Signore. Quello che noi diciamo, il fatto del calore, il calore si esprime attraverso la vita, non si esprime attraverso la morte. Cristo Gesù è la vita. Infatti, se noi andiamo a vedere in Luca 24:32, troviamo Gesù che sta camminando con questi discepoli che avevano seguito Gesù e che non avevano capito praticamente niente di lui. E ancora una volta viene incontro, e andiamo a leggere, dice: ed essi dissero l'uno all'altro, dopo che Gesù aveva parlato a loro, questi si cominciano a fare delle domande.
finalmente, gloria a Dio, che si arriva a farci delle domande. Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Non ardeva il nostro cuore. Mi piace la parola perché in tante occasioni veramente anche il Signore va a scegliere delle situazioni, dei momenti, dei luoghi particolari. Emmaus, cosa significa Emmaus? Significa sorgente calda. Quindi qua si sta parlando di calore, di ardore. Ardore verso chi? Calore verso chi? La vita dà calore. Il nostro cuore può riscaldarsi solamente se abbiamo il Signore che ci dona questo calore. In che condizione ti trovi? Questa è la domanda che io vorrei porti questa mattina. Qual è la tua condizione? Parlare del Signore ti fa riscaldare il cuore? O semplicemente il tuo cuore è andato in uno stato di ibernazione che è lì gelido e che non risponde alla voce dello Spirito Santo? Dio arriva, ti parla, ti cerca. Lo Spirito Santo ti parla, ti cerca. Il tuo cuore dov'è? È freddo? È ghiaccio? È ibernato? O è lì pronto a essere riscaldato? Giovedì sera siamo stati qui a condividere lo studio. C'è stata una cosa che mi ha toccato ed è stato il fratello Vlad che ci portava allo studio e che ha toccato un passo di Apocalisse dove andava a collegarsi sul primo amore, sull'amore che Dio vuole che noi abbiamo nei suoi confronti. Sentivo, lui era qua, io ero in quarta fila, sentivo il suo cuore battere da lì, dalla quarta fila. Perché? Perché esprimeva questo, esprimeva l'amore suo nei confronti del Signore. Il Signore non sta lì tanto a vedere quante cose facciamo, infatti poi il pastore è intervenuto anche, no? Dicendo: è questo il punto focale, è questo il punto centrale. Non è tanto il fatto faccio questo, faccio quest'altro, faccio quell'altro, lo faccio bene, lo faccio meno bene, ma cerco di fare meglio, tutte cose belle. Ma il tuo cuore a chi appartiene? Si riscalda quando senti parlare di Gesù? O ti viene solamente una sorta di sonnolenza? Dove sei, ti chiede il Signore. La settimana scorsa ho avuto modo di incontrare degli amici che non mi vedevo da 25 anni. Abbiamo fatto le elementari e l'asilo insieme, 8 anni dalle suore. Queste ci hanno insegnato quelle che erano le materie scolastiche e ci hanno insegnato la religione, quello che la religione cattolica insegna. Nel parlare ci siamo trovati su un bar, ci siamo presi un bicchiere ed eravamo lì. Ho detto: Signore, aiutami a parlare di te. E c'erano questi, da quanto tempo si andava un attimino a ritornare a quei tempi, no? Tempi che veramente biblici, perché più di 50 anni. Ma tu, raccontaci di te. Niente di meglio, ho detto. E ho parlato della mia testimonianza. Uno di loro interviene e mi fa: ma vedi, tu avevi una necessità, avevi un bisogno, e quindi il Signore è intervenuto, ti ha parlato. Ecco, io non ho nessun tipo di necessità, io sto bene così. La mia famiglia, ma va bene così. Io non sento niente nel mio cuore, non ho. Quindi per me ci sarà qualcosa, non ci sarà, ma non ha aperto assolutamente niente. O è lo Spirito Santo che ti parla, se no le mie parole sono come buttate così al vento, ma io credo che lo Spirito Santo in qualche maniera parlerà anche a te.
L'altro, mi diceva invece, era ancora più religioso quest'altro, diceva no, fa parte dell'insegnamento cattolico, no? Io credo che la vita nostra è semplicemente portare avanti, comportarci bene, fare le cose buone, non fare il male, se hai possibilità di fare qualcosa di buono di farlo. Questo è il tutto. Sì, ma questa qua sono le leggi morali, dicevo io, che possiamo trovare in qualsiasi tipo di religione. Tu puoi andare in tantissime religioni, c'è una bella morale sotto, c'è una bella base di morale nel venirsi incontro, nell'aiutarsi, Il cristianesimo è qualcosa di diverso, non c'è solo una base morale. C'è qualcuno, che io credo fermamente che è Dio, che è venuto qua, che poteva starsene benissimo là. E cosa è venuto a fare qua? A prendersi solo insulti? Sputi in faccia? Sberle? Fino al punto di farsi inchiodare, il vivente che si fa inchiodare su un palo? E allora c'era un po' di moto di pensiero riguardo a questo. Ma è quello che vorrei dirti anche io questa mattina per quanti ascoltano. Il cristianesimo non è solo un aderire a una morale. C'è questo, ma non è questo solo. Il cristianesimo è un cambiamento totale, perché tu da un giorno all'altro, nel momento che accetti Gesù nel tuo cuore, tu ti trovi a non essere più uno fra i tanti, ma essere figlio di Dio. È diverso. Tu sei figlio di Dio. Ah, ma tu ti sei autoconvinto di questo? No, è la scrittura che lo dice. Io ci credo a quello che sta scritto. Come credo, ed è un fatto storico, che Gesù è venuto su questa terra e per quanti ne dicano, non è morto dal freddo. Perché qualcuno anche insiste su quel tema. Ha dato la sua vita, l'ha data per te, per me, per ciascuno di noi. In tutto questo, quello che voglio cercare di portare a ciascuno di noi è che l'Ecclesiaste, ma anche tutta la parola, ci porta a essere uniti, ci porta alla condivisione, ci porta alla collaborazione. Non so, io credo che tutti quanti noi stiamo vedendo quello che sta accadendo nel mondo, no? Noi dobbiamo veramente ringraziare il Signore che viviamo su una nazione che all'interno dei nostri confini c'è ancora una relativa pace e una relativa libertà. Perché dico relativa? Perché effettivamente se andiamo a vedere di cosa si sta puntando, dove stiamo andando e quant'altro, io sinceramente sono veramente, non voglio essere il pessimista, però io non avrei mai detto che succedeva quello che è accaduto. Ma quando è accaduto ho detto, Signore, ma tutto può accadere, di tutto può accadere che scoppia una guerra e può accadere che entri dentro i nostri confini. È per questo che noi il martedì, quando ci troviamo col gruppo di Romano, dalle tante preghiere, perché ci sono sempre le necessità nella Chiesa, sia di salute, sia di tante cose, anche dello stare insieme, dei bisogni che ci sono, mettiamo sempre davanti anche il fatto, Signore, fa che ci possa essere un periodo ancora di pace su questo Stato e in questa nazione in cui noi viviamo, perché abbiamo bisogno di far conoscere al mondo, fuori da noi, al nostro prossimo, che c'è un Cristo, che c'è un Gesù che può portare veramente un rinnovamento del cuore. Perché Gesù su quella croce ci ha salvato, ma ha fatto una cosa veramente incredibile. Ha preso a 360 gradi tutta l'opera sua del creato. Uno dice, potremmo essere semplicemente, chiusi in quello che è la nostra necessità e dire, Gesù mi ha salvato su quella croce, verissimo.
Perché se io credo nel suo sacrificio e lo confesso che Lui è il mio Signore, è il mio Salvatore, io ho la salvezza e sono un figlio di Dio e mi arrendo a Lui e lo voglio seguire, lo voglio sentire e amare giorno dopo giorno sempre di più nella mia vita. Ma Lui non ha fatto solo quest'opera, è arrivato molto più in là, ha ripreso in mano quello che Lui aveva creato all'inizio, perché è la parola che ha fatto tutto, e Lui, Gesù, è la parola. Quindi ci troviamo di fronte a una ricreazione di tutto. Quindi, Signore, ma quando sei venuto su questa terra, come si fa a non riconoscere questa grandezza, quello che tu hai fatto? È una cosa veramente meravigliosa. Tu stai ricreando a nuovo ogni cosa. Qui la parola di Dio dice: se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa, una corda a 3 capi non si rompe così presto. Perché fa questo confronto con la corda a 3 capi? Perché nella collaborazione stretta, e continua a dirlo versetto su versetto, facendo esempi, 2 valgono più di uno solo, poiché se uno cade l'altro lo può rialzare, sempre un lavoro d'insieme. Così pure se 2 dormono, un lavoro d'insieme, cioè fiducia insieme, ho detto prima, no? Non si può dormire insieme se non hai fiducia l'uno dell'altro. Quindi in questo modo, in questa fiducia che viene data, ci troviamo alla fine che dice: una corda a 3 capi non si rompe così presto. Perché? Perché c'è collaborazione. Perché in questa fiducia reciproca c'è collaborazione e a quel punto, se accade qualcosa nelle varie situazioni di pesante, di difficile, se stiamo già collaborando, siamo allenati per venirci incontro. C'è bisogno di questo tipo di allenamento tra di noi. Perché purtroppo, se da una parte il Signore, Dio, ci ha fatti a sua immagine e a sua somiglianza, ci credete a questo, no? Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, ma il peccato ha distorto questa cosa e l'ha distorta notevolmente. Abbiamo bisogno di riacquistare quello stato della prima creazione in cui noi siamo partiti, da lì noi siamo partiti, ad essere immagine e somiglianza di Dio. E dobbiamo ritornare là. Chi è che lo può fare? Lo può fare solo Dio. Lo può fare Cristo su quella croce perché ha compiuto ogni cosa. E quindi quell'immagine, quella somiglianza come figlio di Dio, ecco che si sta ricreando in te. E tu te ne accorgerai, perché anche quando arrivi che magari subisci delle cose che non sono giuste nei tuoi confronti, quando si commettono delle ingiustizie, tu sarai pronto lo stesso ad andare controcorrente per cercare di risistemare l'ingiustizia che magari tu hai subito. Perché tu arriverai al punto di dire: no, è importante che noi siamo uno, perché davanti a Dio questo è questo che Lui vuole. L'importanza quindi che la Chiesa si dimostri fuori nel mondo come veramente un corpo unico che si muove, pari pensiero, pari volontà nell'agire, stesso obiettivo. Qual è l'obiettivo comune? L'obiettivo comune che noi abbiamo è quello di servire il Signore, il Re della gloria. Quindi è importante questo. La Chiesa ha avuto un mandato molto importante, che è quello di conservare la parola. La parola è la fonte dove noi tiriamo fuori veramente il nostro essere. Noi siamo qui perché noi abbiamo aderito a quello che sta scritto. Se andiamo a intorbidire quest'acqua, siamo spacciati.
La Chiesa deve necessariamente, sempre del continuo, avere davanti a sé di tenere pulita quest'acqua. La sorgente deve rimanere pulita. La fonte deve rimanere... La fonte è Dio, quindi scaturisce acqua che è perfetta, sta alla Chiesa mantenerla così. Quindi quanto è importante che non ci siano deviazioni. Quanto è importante questo? Le deviazioni portano fuori e intorbidiscono quell'acqua. E quindi cosa succede? Ti portano nuovamente a una schiavitù che non è nella volontà di Dio. Andiamo, ecco, in questa condivisione c'è anche Filippesi 2, versetto 3, che dice stimando gli altri da più di se stessi, no? E questa è importante. C'è la necessità di condivisione per avere un parere, un'attenzione, un consiglio, un sorriso. Se cado, una mano che mi aiuti a risollevarmi mi farebbe comodo, sarebbe un bell'incoraggiamento a proseguire. Penso che questo non valga solo per me, ma valga per ciascuno di noi, no? Quindi qua, dove dice che una mano, se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa, ecco, noi possiamo risollevare chi è caduto con l'aiuto del Signore. Questo è un dono che nella Chiesa non deve mai mancare. Versetto 13, l'ultimo. Meglio un ragazzo povero e saggio di un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare consigli. Tutto l'Ecclesiaste vuole cercare il senso della vita, lo fa cercando la saggezza. Non ha mezzi termini. Diciamo che se andiamo a vedere tutto, lui divide in due tipi di saggezza e se non ci sono questi due tipi di saggezza, quello che rimane è lo stolto. Cioè, o tu sei saggio per un certo tipo di saggezza, o sei saggio per un altro tipo, o sei stolto. Non c'è una via di mezzo, non c'è un gradino che magari ti dice non sono né questo né quello. Tante volte dice, ma io non sono saggio, ma non sono neanche proprio così ignorante. No, per l'Ecclesiaste non c'è questa via di mezzo. O sei saggio o sei stolto. Quindi, quali sono queste due saggezze? Una è quella che possiamo trovare nei libri, in quella che è la cultura, che anche l'Ecclesiaste tutto sommato accetta, però dice, alla fine di tutto, più di là tu non vai. Tu puoi avere tanta cultura, tanta saggezza, quindi che hai, diciamo, nel corso di tutti i tuoi studi, ti sei riempito anche di questa saggezza, ne puoi avere veramente tanta, puoi essere considerato un saggio, ma c'è un limite, più in là non riesci ad andare. C'è un'altra saggezza che viene dal timore di Dio. Il timore di Dio è il principio di ogni saggezza. Se tu non hai timore di Dio, ti troverai spesso e volentieri a camminare lontano da Dio. È quella la saggezza che Dio ricerca. La saggezza che Dio ricerca è quella di stare aderenti a quello che Gesù insegna, con un sano timore di Dio che ti tiene in quella rotaia, in quel binario, perché altrimenti è facile slittare giù, è facile prendere tutta un'altra strada. Ancora viene a dire che lo stolto è colui che non sa ascoltare i consigli. Quindi i consigli, abbiamo visto oggi, il gruppo dei consiglieri si è ancora più allargato, no? Ci sono i diaconi, che anche loro daranno i consigli di volta in volta a cui verrà richiesto. Che il Signore veramente ci sia, che ci venga dato quella saggezza che viene da Lui per poter vedere oltre quelli che sono i limiti. Perché i limiti umani ci portano fino a un certo punto, dopo
è Dio che sa, è Dio che conosce, è Dio che vede. Quindi è una sorta di rivelazione. Quindi c'è da pregare veramente, in particolare per le autorità costituite nella Chiesa. E questo fa parte della collaborazione della Chiesa. Preghiamo veramente per il pastore, per quelli che sono i governanti della Chiesa, perché possono avere quella saggezza che possono vedere oltre i limiti. Perché noi possiamo, come si diceva prima nella preghiera, noi possiamo vedere un'apparenza, possiamo vedere come uno è. Ah, si comporta così, vediamo così, ma dietro le quinte, chi è? Cos'è? E Dio lo sa. Dio lo sa. Quante volte ho detto, preghiamo veramente per il discernimento spirituale, perché è importante. Ecco, allora la collaborazione all'interno della Chiesa è importante e basilare, oserei dire, richiama veramente al bene comune. Il peccato che si introduce e che se lasciamo entrare nella Chiesa ci porta lontani da questo tipo di condivisione, perché se ci sono degli asti, che possono essere prodotti da tante cose e non vogliamo rimettere a posto, anche questa è una pietra grande da sistemare, da togliere. Ciascuno di noi deve avere quella volontà di dire chi mi toglierà quella pietra. Dobbiamo avere davanti a Dio questo tipo di preghiera. Ho detto prima che Dio sta cercando, Dio ti cerca e Dio ti chiede dove sei, dove ti stai trovando. Lui vuole ristabilire il contatto tra Lui e te. E ristabilendo quel contatto, le altre cose andranno a posto. Lo vediamo nella sua parola, lo vediamo nelle sue promesse. Quindi l'appello che voglio farti questa mattina è proprio questo. Desideri collaborare con la Chiesa del Signore? Desideri collaborare con Gesù? Tutte queste cose che sono state dette sono importanti. Falle tue. E soprattutto, se c'è qualche impedimento, e metto insieme quello che è stato lo Spirito Santo che ha portato anche in aggiunta, cioè di questa pietra, se c'è una pietra che devi togliere e che magari non sei venuto avanti prima, ma sei tu davanti a Dio che lo sai, metti a posto questa situazione. Perché c'è un tempo per ogni cosa, dirà l'Ecclesiaste, e questo è il tempo. Non fare trascorrere altro tempo, perché ogni tempo ha la sua funzione, ha la sua importanza. E questo è un tempo importante perché tu metta a posto questa situazione, una volta per tutte. Ecco. Mettiamo i nostri cuori davanti a Dio. Vorrei solamente un minuto che possiamo fermarci, pensare a quanto è stato detto, dopodiché concluderemo con una preghiera o con un canto. Signore, grazie perché quando parliamo di te sei un Dio che risponde, sei un Dio che manda il tuo Santo Spirito, Signore. Signore, sei un Dio 3 volte santo, aiutaci a considerare questo, a considerare la nostra vita, come la stiamo spendendo, cosa stiamo facendo, Signore, quali sono i nostri pensieri, la nostra vicinanza a Te, Signore. Signore, fa che ciascuno di noi veramente sia sincero con se stesso davanti a Te, Signore. Tu sei venuto qui questa mattina e sicuramente hai parlato al cuore di ciascuno di noi. Fa che ci siano cuori, Signore, veramente pronti, desiderosi di compiere quello che Tu hai messo davanti quest'oggi. Fa che ci siano dei cuori pronti, Signore, a ricevere veramente dalla Tua parola, ad essere trasformati dal Tuo Santo Spirito, Gesù. Signore, Ti vogliamo ancora ringraziare perché sappiamo che Tu sei fedele e per quanti hanno alzato davanti a Te questa voce, questa richiesta di aiuto, sicuramente Tu interverrai. Di tutto questo, Signore, vogliamo ringraziarti nel nome di Gesù, Padre.
Vabbè, abbiamo un canto, conclusione. Gianni, puoi venire? Alziamoci in piedi, alleluia, concludiamo con questo canto. La matematica di Dio. Mentre Palmiro predicava, io facevo proprio questa considerazione. La matematica di Dio non è la nostra matematica. Sapete quanti occorrono perché ci sia la presenza di Dio? Dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Se 2 di voi si accordano, la matematica di Dio. Il Signore ha creato la coppia, il giardino dell'Eden. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli darò un aiuto convenevole. Ci sono famiglie distrutte, famiglie di credenti che vanno in chiesa, mariti e mogli non si parlano, non pregano insieme. Eppure la presenza di Dio, 2 valgono meglio di uno solo. Dio ti ha dato un compagno, una compagna, ti ha dato un marito, ti ha dato una moglie. E per coloro che sono soli, non sei solo, perché Lui è con te. Ci vogliono 2, sempre 2. Dio non ha creato l'uomo perché rimanga solo. 2 valgono meglio di uno solo. Allora questa mattina il Signore vuole e ha voluto parlare al nostro cuore. E credo non soltanto a livello di chiesa, ma credo anche come famiglia. Allora noi canteremo questo canto. Tu che hai tuo marito vicino a te, che hai tua moglie, prendila per mano. Prendi per mano tua moglie, prendi per mano tuo marito. E chiedi, Signore, aiutaci ad essere uno in te. Perché sappiamo che mio marito è la cosa migliore che tu mi hai donato, mia moglie è la cosa migliore che tu mi hai donato. Forse c'è tuo figlio, tua figlia, puoi prendere anche lei per mano, che non si senta mai solo o mai sola, per dire, Signore, siamo qui come famiglia e abbiamo te in mezzo a noi, perché in te, Signore, siamo più che vincitori. Questa è la nostra preghiera questa mattina. Mentre cantiamo questo inno, tieni stretto la mano di tua moglie e prima di andare a letto la sera prega con lei, prega. Riunisci di nuovo quella casa, fa che la presenza di Dio sia presente nella vostra casa, nelle vostre famiglie, in mezzo a voi. Non permettete al nemico di lavorare. 2 valgono meglio di uno solo. Se 2 si accordano, dove 2 o 3, noi avremmo detto ci vogliono 10, 100, 1000 persone valgono meglio. No, per il Signore 2, perché vuole vita nelle case, nella sua chiesa, in mezzo al suo popolo. 2, metti a posto ogni cosa, metti ordine. Dio ti ha chiamato ad essere un capofamiglia, ti ha chiamato ad essere un papà spirituale. Prendi per mano. 2 valgono meglio di uno solo. Forse c'è qualcuno che si sente solo, c'è qualche figlio, una figlia che si sente solo, c'è una moglie che si sente solo, c'è un marito che si sente solo. E allora afferra la mano e di Signore, questa mattina grazie per la tua parola, perché ci hai voluto incoraggiare. E se tuo marito è inconvertito, per fede prendilo per mano, nello spirito prendilo per mano. Se tua moglie non conosce ancora il Signore, per fede prendilo per mano e dire, Signore, noi saremo qui insieme a lodare e benedire il tuo nome. Insieme, Signore. Amen. Siamo un sol corpo in Gesù, la stessa speranza, una luce
Nostro Padre sei tu, nostro Padre sei tu, nostro Padre Dio sei tu. Il tuo regno verrà, la tua volontà sarà, nostro Padre e Dio sei tu. Siamo un sol corpo in Gesù, la stessa speranza, una luce, un Dio, un battesimo, una fede. Signor nostro Padre sei tu, nostro Padre sei tu, nostro Padre sei tu, nostro Padre Dio sei tu. Il tuo regno verrà, la tua volontà sarà, nostro Padre e Dio sei tu. Nostro Padre e Dio sei tu. Nostro Padre e Dio sei tu. Grazie Signore. Alleluia. Alleluia. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, la comunione e la guida del suo Santo Spirito, l'amore del Padre sia la nostra benedizione e ci accompagna in questo giorno e tutti i giorni a venire, da ora in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica, buon rientro a casa con la benedizione del Signore.